Fare business con arte e cultura è possibile. Di questo si è parlato mercoledì 12 dicembre a Padova nella sede di Ukido SRL in occasione della tappa di In Veneto dedicata al progetto Culture Across the Pond. L'obiettivo è mettere in relazione modelli di business culturali con quelli manageriali per creare un valore aggiunto. In particolare si punta a creare un ponte fra la realtà veneta e quella del Canada. L'esperto di marketing Umberto Labozzetta ha spiegato come un'azienda può investire sull'immagine di un artista. L'azienda, specialmente che utilizza un personaggio pubblico, che non necessariamente nel caso specifico dell'argomento di oggi abbiamo parlato di musica, e solitamente questo tipo di abbinamento, di co-branding tra un artista famoso o anche meno famoso su cui le aziende investono, nasce anche dalle esigenze dell'azienda di identificare un soggetto che possa essere adatto a sviluppare la notorietà di quel marchio. Gli eventi, anche culturali, sono un potente strumento per le imprese, come sottolinea Alberto Bullado dell'agenzia Superfly. L'evento offre un'incredibile merce invisibile che le altre operazioni di marketing non danno, che è l'esperienza diretta con il pubblico consumatore. Quindi gli eventi in sostanza vendono un'esperienza e il nostro compito di event planner ma anche di marketers è quello di creare l'esperienza più impattante, più rilevante, dove l'azienda all'interno dell'evento possa essere la protagonista assoluta di che cosa? Della produzione di un valore aggiunto. Secondo Stefano Pasqualetto sono 3 i punti che un artista deve sviluppare per coniugare passione e professionalità. Scopo e obiettivi, dall'altra parte avere strategie di visione di business chiare e la terza l'organizzazione del tempo. Le sfide più grandi sono quelle di avere la capacità di manifestare il proprio talento ma anche di dare visibilità, e la visibilità non la dai solamente coltivando la tua arte, le tue competenze, i tuoi talenti, ma un'altra competenza che devi sviluppare è quella di dare valore e valorizzare quello che è il tuo network e la tua rete.